Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all'altezza della rotatoria tra le strade regionali 463 Portogruaro-Gemona e 464 Udine-Spilimbergo all'altezza di Dignano. Un mezzo pesante, mentre stava effettuando la rotatoria in direzione Codroipo, forse per l'alta velocità dello stesso, si è rovesciato su un fianco. Nel violento impatto con l'asfalto, tutto il contenuto all'interno dei serbatoi si è riversato sulla sede stradale, formando una pericolosa e vistosa chiazza di gasolio. L'autista è uscito con le proprie gambe dalla cabina di guida. Per lui lievi ferite, portato a San Daniele per accertamenti. Altri veicoli non sono stati coinvolti. Sul luogo del sinistro hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte da Udine, Codroipo e San Daniele Spilimbergo, per la rimozione del mezzo e la successiva bonifica e messa in sicurezza dell'arteria. Per la regolazione del traffico, aperta a senso unico la rotonda, i carabinieri e la polizia locale. La strada è stata riaperta al traffico regolare poco prima delle 20.